Civezzano Dolomitica, bel pareggio in questo match, si gioca a viso aperto e questo lascia spazio allo spettacolo. Al 19esimo Giordano Dell'Antonio segna con uno splendido pallonetto, ma Moro pareggia i conti 4 minuti dopo. Casagrande ribalta il risultato con un bel tiro sul secondo palo, fissando quindi il 2-1 parziale. La ripresa cala di ritmo perché le squadre sono stanche, si gioca di contropiede ma manca sempre il guizzo finale. All'80esimo la Dolomitica segna su rigore ancora con Dell'Antonio, che pareggia e firma il 2-2 finale. Fassa Aquila Trento, pareggio nell'attesissimo match al vertice. Iniziano male gli ospiti a causa delle assenze, così De Luca impegna Pelz più volte. Betti e Bazzanella rispondono, ma Cincelli si fa trovare pronto. Al 30esimo Brugnara la sblocca da calcio d'angolo battuto da Nardelli. Nella ripresa l'Aquila si mantiene avanti e Bazzanella firma il 2-0 a concludere una splendida azione personale al 51esimo. Il Fassa non ci sta, al 61esimo accorcia con Bolgiani. A questo punto il Fassa mette alle corde l'Aquila, ma Pelz salva più volte prima di arrendersi al 90esimo la rete di Drlie. Termina 2-2. Fiemme Mattarello, vittoria importante degli ospiti sul campo del Fiemme. I locali partono comunque meglio e creano bel gioco a diversi spazi, ma sciupando diverse occasioni piuttosto importanti. Nel secondo tempo il Mattarello trova subito il gol dello 0-1 al 47esimo con Pedrotti dopo una gran giocata di Bonadiman. Gli ospiti si mantengono avanti, al 66esimo Fontana trova un Eurogol, con un tiro da 25 metri che si insacca nel 7. Il Fiemme si riversa avanti ma non trova spazi. Termina 0-2. Gardolo Lona Lasis, vincono e convincono i gialloblu. All'inizio la partita è equilibrata, con Cristele per il Lona e Job per il Gardolo che ci provano. Lo stesso Job trova il gol al 29esimo. Job raccoglie un lancio di Bazzoli, sorprende Zon con un pallonetto. Il Lona reagisce con un Cristale Ciurletti, ma regge la difesa locale. Nella ripresa il Gardolo la vuole chiudere, ma la Rata e Job sciupano. Al 71esimo Conci stende in area di Agnè e lascia il Lona in 10. La Rata realizza il rigore. All'86esimo Bazzoli insacca un cross di Agnè. La partita termina con un netto 3-0. Telve Calceranica, vittoria netta del Calceranica nell'altro match di alta classifica. La partita è giocata a viso aperto da entrambe. Questa strategia va a pannaggio degli ospiti che al quinto segnano con Moreno, Nicolussi e Paolaz. Il pressing degli ospiti è altissimo, favorendo l'errore di De Marzani al 12esimo, che spiana la strada al raddoppio di Moser. Il Telve rimane in 10 al 25esimo, ma nella ripresa mette alle corde il Calceranica, trovando comunque un Filici insuperabile, che para e para più volte. La rete a 4 dalla fine di Ferrari fissa il definitivo e meritato 0-3 finale. Vattaro la Rovere, torna alla vittoria il Vattaro. La prima frazione è piuttosto combattuta, ma nessuno riesce a segnare e sbloccare il risultato. La ripresa si apre con il vantaggio per i locali. Kampreger viene messo giù in area, dal dischetto Hosler realizza il 47esimo. Al 65esimo Hosler raddoppia, sfruttando nel migliore dei modi l'assist di Maestri. Quando il Vattaro era in gestione arriva la doccia fredda. La Rovere riapre la partita con Mottes, che ribatte in porta un calcio d'angolo al 73esimo. Ci pensa Dell'Ai a chiudere la sua assist di Hosler al 77esimo. Finisce 3-1. Verla Calisio. Termina in pareggio questo incontro. La pioggia condiziona il campo, per questo c'è poco spazio per lo spettacolo e per giocare palla a terra. Nessuna delle due squadre affonda e il match è molto combattuto, soprattutto a centrocampo. Nella ripresa i locali cercano di alzare il ritmo, ma Tenaglia abbassa la seracinesca e mantiene il pareggio. Il Calisio fatica a trovare spazi, si chiude quindi con uno scialbo 0-0.